Non ci sono notizie certe sull'avvio dei lavori e utilizzando queste parole per chiedere l'adeguamento impiantistico nel minor tempo possibile che il sindaco di Agrigento Lillo Firetto nelle scorse ore ha scritto un'accorata lettera al commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle. I sistemi di collettamento di fognature di depurazione ad Agrigento, ma non soltanto, non fanno dormire sonni tranquilli ormai da anni ed anni. Si parla da tempo ormai della costruzione del grande depuratore della fascia costiera di Timpa dei Palombi ad Agrigento, del collegamento di questo con le aree rivierasche, in cui verranno completate e realizzate le fognature, e con Favara. Ma tutto è fermo, nonostante fosse stato annunciato che alle gare d'appalto si sarebbe potuto mettere mano in autunno. Tutto appare fermo. Agrigento attende da anni la realizzazione di alcuni interventi di vitale importanza per la piena funzionalità del sistema di depurazione, volti a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di conferimento, fognatura, depurazione delle acque reflue, ha scritto Firetto al commissario straordinario unico Enrico Rolle. Per tali interventi, nonostante i commissariamenti susseguitisi, non si hanno ad oggi ancora carte sull'avvio dei lavori. Questa amministrazione, ha proseguito Firetto, ha più volte rappresentato ai soggetti a vario titolo competenti il disagio subito dalla città a causa della mancanza di un sistema di depurazione efficiente, chiedendo anche la definizione di ogni questione propedeutica o problematica ostativa al celere avvio dei cantieri. A oggi si rileva che per gli interventi riguardanti Agrigento, oggetto di un avviso di preinformazione con data prevista per la pubblicazione del bando di gara indicata all'aprile scorso, non risulta, chiarisce il sindaco della città dei Templi, alcun avanzamento nella procedura, motivo per il quale il capo dell'amministrazione di Agrigento ha formalmente, con una lettera inviata, sollecitato l'ente competente. E lo ha fatto parlando di interventi urgenti sia per il superamento della procedura di infrazione sia per l'interesse imprescindibile del rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, ha chiarito il sindaco Lillo Firetto. Rinnoviamo l'invito a definire nel minor tempo possibile le procedure per avviare in tempi brevi gli interventi e dotare finalmente la città di un sistema di fognatura e depurazione efficiente e conforme alle leggi.